Crema di pistacchio, che colore è? Marroncina. Ricordatevelo, la crema di pistacchio ha un colore marrone. Il pistacchio, essendo tostato, tende a diventare leggermente marroncino. Se noi le vediamo verdi in giro è perché magari ci sono inseriti dei coloranti. Se uno trova una crema di pistacchio marrone è il colore giusto, È il colore, solo quello- colore vero. Il colore ideale, sì. Parliamo di frutto in sé? No, È vero. perché lì ci sono colori verdi o colori gialli. Sono Pietro Bellitto, faccio parte della famiglia Bronte Dolci. Facciamo dolci tipici, soprattutto fatti col pistacchio. Abbiamo visto prima le signore che lavoravano a mano, e avete mantenuto tutto questo aspetto di produzione manuale con persone che sono con voi da 20 anni, come una famiglia. Sì, consideriamo questa azienda nostra famiglia, perché proprio quando facciamo i prodotti ci mettiamo il cuore. Non abbiamo nemmeno intenzione di diventare un'azienda a livelli industriali, perché ci piace fare veramente le cose artigianali. Lavorate circa 500.000 kg di Sì, pistacchio. riusciamo a fare una discreta produzione con pistacchi esteri e anche pistacchi ovviamente di Bronte. E possiamo lavorare solo con quello di Bronte in base alla richiesta che abbiamo in questo periodo. Si parla di 40 euro al chilo, quanto è il costo del Sì, anche di più. Allora, in questo momento c'è 50 euro al chilo minimo per il pistacchio verde di Bronte e Bronte.